I found love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say to look a mess, I was put underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share it all. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all loads. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'd be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I am dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have made what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. Now don't deserve this. You look perfect tonight. Un bellissimo applauso a chi? Enrico Garbin, ho 17 anni, vengo da Conselve, in provincia di Padova. E questo amore per questo canto da dove viene? Dalla mamma, dal papà o da solo? Da solo, però mi hanno incitato comunque anche loro a continuare e a studiare. Grazie, grazie, grazie infinite, buonasera, buonasera a tutti. Puntata eccezionale questa sera, vedrete che ospiti, ma sentirete che storie, che ospiti, che storie incredibili.
una in particolare, e io sono onorata veramente questa sera. Iniziamo subito a presentare Roberto Zanda. Roberto Zanda è qui, grazie Roberto. Vedrete poi cosa ha combinato Roberto, ma la voglia di vivere di Roberto. E se qui questa sera ho l'onore di avere Roberto Zanda è merito di Francesca Chester, questa designer che voi avete già conosciuto, che è riuscita a portare in questi studi a Media Nord-Est e questa sera nella puntata dei Veneti Schiacciati questo fenomeno della natura. Vicino a me però chi c'è? C'è un'altra persona, Gaia Dell'Anna, con la mamma Barbara Stefani, che è la sorella e la mamma della piccola Angela, che non c'è più, la musica di Angela. E vedrete perché sono qui questa sera. Ma io prima di tutto partirei col filmato di questo grande plurimaratoneta e capirete cosa ha fatto nella sua vita. Partiamo col filmato. La storia atletica di Roberto Zanda era chiusa in queste immagini. È così che la nostra avventura ebbe inizio. C'è un proverbio che dice: quello che non ti uccide ti fortifica. E Roberto Zanda nei suoi 20 anni dedicati a maratone estreme lo sa bene. Lui, che oggi si ritrova a guardare il suo passato e non si capacita di quanto è riuscito a fare. È tempo di bilanci, ma il tempo non ti dà tregua. Sì, è una grande verità. Il tempo passa inesorabile, perché il tempo non ha vita. Il tempo è vita. Ormai sono passati 60 anni. L'ultima impresa è stata una gara estenuante, lunghissima, che lo ha portato ad attraversare i Pirenei dal Mediterraneo all'Atlantico. 14 giorni di sofferenza mentale e fisica alla ricerca continua di motivazioni per dare un senso all'impresa e a tutta quella interminabile strada. Solo il pianto urlato nelle notti fredde interrompeva quella solitudine profonda che lo ha accompagnato per 900 chilometri. E ad ogni suo arrivo è con l'immancabile bandiera della Sardegna. Lui, fiero paladino e rappresentante di una terra e un popolo unici. E quante volte, alla fine dell'impresa più dura, quando ormai si pensa di aver consumato tutte le riserve di energia e non riesci più a gioire neanche per la vittoria, giungi a una conclusione. Chiudo con le ultramaratone. Non voglio più soffrire, ho voglia di normalità. Ormai sono passati mesi da quell'ultima missione. E stranamente ancora una volta qualcosa si risveglia in te. Punti sempre più in là. Quasi per caso trovi una gara tra i ghiacci, la Yukon Arctic Ultra, considerata forse la più estrema al mondo, dove l'ipotermia è dietro l'angolo e il rischio della vita è presente. 500 chilometri a piedi in autosufficienza, trainando uno slittino e con punte di temperature fino a meno 50 gradi. Il 28 gennaio 2018 Roberto Zanda parte per la Yukon Arctic Ultra e del tragico epilogo ne hanno parlato i media di tutto il mondo. Ciao ragazzi, grazie per il vostro sostegno. In questo momento sono all'ospedale, sto piano piano cercando di riprendere. Ancora in questo momento gli incubi delle notti che ho passato da solo nella foresta a piedi scalzi. Roberto era secondo, rimontava alla grande, ma non andò come doveva andare. Il fatto ha voluto che non andassi in punto dove è andato, però almeno la vita la porterò a casa. Grazie ancora. Ciao. Nelle
prossime righe, che non leggeremo, è concentrato tutto il carattere di un uomo come Roberto Zanda. Era il 7 luglio 2018 e il progetto di rinascita in lui era in serbo già da molto prima. Presto sui campi di gara. Quale sarà la tua prossima sfida, Roberto? Il mio corpo sentiva qualcosa di nuovo, il freddo. Tremavo, c'era un rumore mitragliante che non capivo. Mi chiedevo cosa fosse. Picchiettare, martellare. Erano i miei denti che tremavano. Quando l'ho capito, mi sono sentito vivo. Era un battere che non avevo mai udito. Era fortissimo. I denti schioccavano. Durava 1-2 minuti. Poi smetteva e ricominciava. Era il rumore più bello che avessi mai sentito. Era il momento del ritorno alla vita. Grande Roberto, Roberto, un applauso grandissimo. A casa dovete alzarvi per rispetto di questa voglia di vivere, di questo uomo che ce l'ha messa tutta e di più. Guardatelo, è qua con una grinta, una voglia di dire anche a quelli che sono a casa, a letto, immobili, che pensano di non farcela, c'è una speranza. Alzatevi. Cosa diciamo, Roberto? Intanto grazie, Roberto. Grazie. Guarda, a voi, grazie a voi dell'invito. Un filmato che veramente mi hai stupito. Grazie. Ma io voglio chiederti, a parte questo libro che invito tutti a prendere, Roberto Zanda Massiccione, con Salvatore Vitellino, La vita oltre, una storia di coraggio e rinascita, Baldini Castoldi. Allora Roberto, adesso ti lascio la parola perché io devo spiegare a casa che personaggio ho qui oggi, oltre a Fulvio Marotto che avete visto la scorsa settimana, e poi spiegheremo perché è qui anche lui, è venuto qui a Treviso, ma soprattutto ma cos'è che dentro di te che ti fa avere questa grinta, questa voglia di vivere nonostante non hai più le gambe, le mani, eppure io sono qui e correrò ancora. Vai Roberto. Beh, diciamo che questa carica mi viene un po' dall'infanzia, un'infanzia un po' tribolata. Io provengo da una famiglia di 9 figli, o quantomeno provenivo perché alcuni miei fratelli, 2 fratelli miei non ci sono più.
dove in quella fase della mia vita da piccolo si usava portare i bambini in collegio e lasciarli lì, perché mia madre mi diceva: Roby, non piangere, Robertino, non piangere, perché almeno lì mangerai, avrai un posto per studiare. La cosa più bella e più brutta, tra virgolette, è che ogni mese i genitori andavano a trovare i propri figli per portarli a fare una scampagnata lì vicino al mare. E io dal mio camerone, dove dormivamo tutti questi bambini, sbirciavo quel cancello che ogni domenica si apriva per vedere se riuscivo a vedere la faccia di mia madre. Purtroppo mia madre l'ho vista dopo 3 anni e mezzo. Dunque da lì, come un bambino di 7 anni, aveva già realizzato che non poteva contare neanche sugli affetti familiari, ma non perché mia madre fosse una persona cattiva, perché era così, non funzionava così. E dunque lì avevo studiato una strategia, visto che mia madre non veniva, avevo pensato di andare verso mia madre, andare a trovare mia madre, un bambino di 7 anni che già pensa di scappare da quel collegio per andare a trovare la propria madre, che era distante 100 km, ma per un bambino sono un'enormità, sono migliaia di chilometri. Quel bambino ha avuto il coraggio la notte di scappare da quel collegio, anche se doveva scappare con un compagno che all'ultimo momento si è ritirato per la paura. Allora lì Roberto va a decidere se anche lui doveva aver paura, quantomeno affrontare quell'incognita, quell'avventura. Il buio, la notte. Robertino, perché ero piccolino, scappò dal collegio, poi fu ripreso e riportato in collegio. Il bello di questa storia è che quel bambino, che si chiama Piero, Roberto, l'ha incontrato all'età di 16 anni nella sua zona, che era una zona malfamata, e questo ragazzo, Piero, era entrato nel giro della droga. E poi io a Piero l'ho incontrato a 35 anni, quando sono andato a trovare mia madre al cimitero. Invece di trovare mia madre, ho incontrato Piero, che era morto di overdose, e da lì parte un po' la storia di Roberto con la sua prima avventura, e soprattutto questa voglia di riscatto, questa mancanza, quel buco che io avevo dentro, che dovevo colmare con qualche cosa. Roberto, a casa si chiederanno: ma perché andare all'estremo, queste maratone estreme, queste corse estreme, sapendo benissimo che forse non c'è il ritorno? Cos'è che vi spinge nell'estremo? Perché delle volte noi a casa ce lo domandiamo, scusaci, ma diciamo: ma chi ve lo fa fare? Cos'è che vi muove, Roberto? Beh, intanto è un qualche cosa che tu hai, che non è... È vero che tutto ha un senso, perché le cose si fanno perché ha un senso. Io in queste gare... era quella mancanza di affetto che quel bambino aveva in quella fascia di età, era quella mancanza di affetto che quel ragazzo aveva in una certa fascia di età, nella crescita, e dunque per me era un riscatto verso me stesso, ma è un ricercare una famiglia che io non ho mai avuto, che non ho mai trovato per tantissimi anni. Quello di fare le gare nel deserti era un po' ritrovare me stesso, nel silenzio della notte, dei deserti, perché io ho girato tutti i deserti dei 5 continenti, e quando ero in gara, erano gare di 300, 400, 600 km, trovavo me stesso, ero in pace con me stesso, ma soprattutto trovavo quella famiglia, strano a dirsi, nella solitudine, quella famiglia che mi è mancata per decenni. Questo era un po' il mio affrontare queste esperienze estreme. E poi il bello è che non ero mai contento, perché dal paracadutismo passare al triathlon, passare agli ultramaratone, nei deserti poi dovevo cercare qualcosa di più forte, di più... alla fine era l'ultima gara che ho fatto, che era in Alaska. Ascolta Roberto, un'altra cosa che devo chiederti: cosa si prova? Tu eri una persona non sana di più, appunto questi chilometri li macinavi come fossero dei birilli da buttare giù, all'improvviso ti fermi, ti risvegli in ospedale, batti i denti, però sei ritornato alla vita, però non hai più le gambe, hai perso anche le mani. In quel momento cosa provi? Dov'è il coraggio, come abbiamo sentito anche Fulvio Marotto quando ha detto: io aiutavo i psicologi a capire, perché erano loro disperati, io dovevo tirarli su di morale. In quel momento cosa si prova? Dillo a qualcuno che è a casa che non ha il coraggio di alzarsi. Io posso dire che intanto penso sempre che quando si prendono decisioni nella vita, che sia piccola o grande, non sappiamo mai il risultato finale.
può essere positivo, può essere negativo, e dobbiamo essere pronti, come sono stato io pronto, ad accettare anche il risultato, che non era positivo nel mio caso, è stato negativo, anzi molto negativo, per una serie di circostanze, perché dico sempre che la vita è fatta di incastri, basta un niente per cambiarci la vita, un po' come è successo a me. La gente dice, però tu sei andato a cercare, sei andato in un posto freddo dove non era il tuo ambiente, ma non funziona così. Io ho un grande spirito di adattamento, quella gara l'avevo preparata, l'avevo voluta, e ne accetto il risultato. Quando io sono arrivato in Canada, per farvi capire quanto ero determinato, quando i medici canadesi mi hanno detto ok, sei fuori pericolo dopo 10 giorni, che non era scontato che io mi salvassi con tutte le infezioni che avevo preso lungo quel tragitto di 15 ore scalzo in questa foresta. Eri congelato completamente? Ero congelato completamente. Allora quando loro mi hanno detto Roberto, tu sei fuori pericolo, sapete cosa ho detto io? Ho detto cominciamo a tagliare. Tagliare voleva dire parti del mio corpo. Ma perché avevo detto una cosa del genere? Perché avevo raggiunto un traguardo che era molto più importante di quello della gara. Io ho raggiunto il traguardo che era quello della vita. E per dirvene un'altra, quando era da Aosta, 20 minuti nella pre-sala, prima che mi tagliassero i piedi, io ero tranquillo, ero sereno. E c'erano i medici che mi dicevano, ma come fai a essere così sereno? E sono vivo, sono vivo. E allora io quei 20 minuti li ho spesi per ringraziare le mie gambe che se ne stavano andando, che mi avevano portato a fare migliaia di chilometri, ad attraversare i 5 continenti, a conoscere gli indiani, gli aborigeni, i Tuareg, tantissime cose. E io quei 20 minuti li ho spesi nel ringraziare le mie gambe che se ne stavano per andare. Francesca Chester, designer, perché è qui da noi a Treviso, è arrivato. Cosa state combinando tu e Fulvio Marotto? Lo diciamo. Roberto è qui perché penso, da quello che ci siamo detti, tramite Fulvio ha visto la possibilità di rifare, di acquisire tutte le sue capacità di atleta. Allora Roberto è un obiettivo, è un eroe per tutti noi. Io parlo per me stessa, lo vedo con un'ammirazione come vedo con un'ammirazione estrema Fulvio. E Fulvio sta cercando di trovare, tramite il suo ingegno, tramite tutta la sua esperienza, la soluzione perfetta per Roberto, per rimetterlo in gara, ripermettergli di camminare, di correre, di riarrivare a fare il triathlon, di fare tutte le specialità, certo, e ancora di più e al meglio. Riprendere il deserto, sì, riprendere tutti. Io non so se più avanti la regia riuscirà a mandare le immagini di Fulvio che fa tutte queste discipline, pensate, guida la motocicletta, unica al mondo, unica motocicletta, unica patente, lui va in canoa, lui pattina, lui scia, Fulvio fa tutto, ma quello che fa Fulvio è cosa? Dare la libertà alle persone che pensano di averla persa, di diventare autonomi, certo, con queste protesi che riesce a fare leggere, meravigliose, perché lui le prova, lui sa cosa vuol dire rimettersi in piedi con una protesi che non ti fa sudare, che è leggera, che non ti fa stancare e tu puoi fare tutta la giornata e puoi fare quello che vuoi. Ma avresti mai immaginato nella tua vita, oltre ai deserti, di aver trovato un Fulvio Marotto? No. Io Fulvio l'ho conosciuto tramite quello che sanno tutti, tramite internet, i suoi filmati, tramite il programma Le Iene, e mi colpiva questa sua dinamicità, questa sua voglia di vivere, questa voglia di scoprire, perché lui è un esploratore fatto di meccanica, di altre cose. E dunque io che ho girato tantissimi ortopedici e sono circa un anno che ho le protesi, non ho ancora trovato l'assetto giusto, non ho trovato le protesi giuste per poter fare quello che voglio fare io, che sono riprendere a fare le gare nei deserti. Fulvio è la speranza finale, solo Fulvio mi può dare quelle protesi e sono sicuro che me le darà, che riporteranno massiccione, come mi chiamano le persone, a ripercorrere il deserto. Un deserto in queste condizioni, sarò forse il primo uomo al mondo e se sarà lo dovrò molto a Fulvio Marotto. Avete sentito?
Guardate nelle immagini, stiamo vedendo Fulvio, perché glielo dobbiamo a Fulvio questo, guardate, lui non è una persona che sta facendo un business, lui sta veramente cercare di aiutare gli altri, ce la sta mettendo tutta per cercare di migliorare sempre di più, lui prova, riprova, straprova, Francesca ne è testimone sempre al lavoro che cerca di dare il massimo, perché lui sa che 2 occhi lo stanno guardando nel momento che lui sta con Francesca cercando di fare queste protesi, migliorare, e la speranza è là e lui non può sbagliare e questo lo sa. Guardiamo il prossimo servizio. Ciao grande famiglia, siamo all'interno del laboratorio di Fulvio. Guardate chi è arrivato oggi. È arrivato un signore dall'America, è italianissimo, però vive in America perché crede in Fulvio. Andiamo a conoscerlo. E anche la sua signora, c'è sua moglie. Buongiorno, buongiorno. Ho il piacere di conoscere Pieremondo Baldini. E la signora? Kaisa Baldini. Bene, grazie, intanto grazie. Allora, perché lei è qui in Italia, qui a Treviso e qui da Fulvio? Beh, principalmente a ottobre mi hanno amputato la gamba e uno dei miei figli è venuto da Firenze e mi ha detto, sai, però c'è stata un'intervista delle Iene, hanno intervistato qualcuno, una persona che appunto si è fatto le protesi da solo e funziona molto bene, può pattinare, sciare, camminare. Lei non ci credeva magari? Beh, non proprio, no, perché a me bastava camminare, veramente non interessava pattinare alla mia età. Però ho guardato il video delle Iene, ho letto tutto quello che potevo leggere, ho guardato tutti i video che ho trovato su Fulvio e mi è interessata un po' la cosa di dire, beh, non è una cosa industriale, è una cosa più artigianale e forse può fare un lavoro migliore che non qualcuno nell'industria. E quindi quando venivo qui, di solito vengo qui d'estate, e allora mi sono messo in contatto, ho detto, me lo puoi fare? E lui ha detto, sì, vieni qua e vediamo un po'. Senta, cos'è che è successo nella sua vita? Perché sono state amputate le gambe? Beh, principalmente ho diabete, quindi quello. Poi l'estate passata subitamente sono andato via in giro senza scarpe, ho fratturato il terzo dito del piede, è andato in cancrena e il chirurgo negli Stati Uniti mi ha detto o tagliamo la gamba ora o la tagliamo dopo sopra il ginocchio. E quindi ho detto, a quel punto io ho detto vabbè, taglia e insomma basta così. Senta, noi sogniamo l'America di solito, noi andiamo in America perché per noi è un altro mondo, specialmente nella chirurgia. Lei cosa vuole dire? Beh, è un altro mondo, come dice lei, ma più o meno la chirurgia ormai è uguale sia qua che là. Una volta, forse 20 anni fa, 30 anni fa, erano più progrediti negli Stati Uniti. Oggi, come oggi, è più o meno uguale. Guardi, è una bellissima cosa quella che stai dicendo, ma soprattutto un bellissimo messaggio a quegli italiani che parlano ancora male della nostra Italia. Invece lei ci sta dicendo che forse l'Italia non ha da invidiare niente a nessuno. No, io sono stato in ospedale recentemente perché ho avuto un problema e devo dire la verità che insomma mi hanno fatto tutte le analisi possibili e immaginabili. Professionalmente non si potrebbe chiedere di più. La ringrazio e le auguro un in bocca al lupo, spero di rivederla con la gamba nuova, con questa protesi meravigliosa in corsa che Fulvio le farà e poi sentiremo lei cosa ci dirà. Io volevo conoscere anche la sua signora, la sua gentile signora. Allora, una domanda semplice. Quando lei arriva in Italia, lei è americana? Svedese. Svedese, ecco, lei è svedese, meglio ancora, lei è svedese. Allora, quando arriva in Italia, cos'è che nota? Sa che è un altro stile di vita, principalmente.
la gente sono più orientato verso la famiglia, per esempio, che mi piace tanto. Cioè, lei sente questo calore umano che noi abbiamo, cioè il rapporto con la famiglia che forse in Svezia non c'è allora? In Svezia sì, in Svezia più o meno uguale, però viviamo negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti è un'altra cosa. Più freddi? Forse non freddi, però sono più distanti, tante volte vivono anche di una distanza di stati, lontano? Sì, molto lontano. Sì, sì. Lei di nome? Kaisa. Cosa secondo lei avrebbe mai immaginato che suo marito avrebbe avuto una protesi nuova fatta in Italia a Treviso? No, non avevo mai immaginato. Non avrebbe mai immaginato? No. Per lei è stata una sorpresa grande? Sì, molto, però ho visto anch'io dei video e sono molto... Sì, mi è piaciuto tanto. Allora Kaisa, cosa vuole dire a suo marito? Che spero che questa protesi funziona bene, penso anche funziona. Ha capito cosa ha detto sua moglie? Bisogna crederci perché Fulvio la farà ritornare a camminare come vuole lei e penso che questo vuol dire essere un uomo libero. Sì, certamente. Fulvio cosa vuole dire? Fulvio! Ma dirò grazie. Molte grazie. Hai sentito cosa ti ha detto? Grazie, molte grazie. E tu cosa vuoi dire? Eccolo qua. Il mio amico pazzo, eccolo qua. È brutto, ha detto sporco, ma non importa. Cosa vuoi dire a questa bellissima coppia che viene dall'America qui da te? Speriamo che vadano via contenti. E noi con queste parole vi lasciamo. Questo è il laboratorio di Fulvio, è veramente un in bocca al lupo a questo signore, a sua moglie, ma soprattutto a Fulvio, che dà la speranza e la possibilità di tornare a essere uomini liberi con delle protesi eccezionali. Ciao! Avete visto la speranza, ecco, questa speranza che con questi occhi guardano Fulvio, avete visto, mentre proprio crea questa protesi personale, personalizzata, proprio nei minimi particolari e sa che non può sbagliare. Ma vedendo Fulvio, vedendo questo signore, Roberto, cosa ti senti di dire adesso? Perché fra poco tu andrai via, però tornerai, perché non è una cosa semplice, però vedendo queste immagini e capendo veramente nel profondo chi è Fulvio. Cosa devo dire a Fulvio? Sì. Fammi una bella protesi. Fammi delle gambe che mi possano permettere di ricalcare i deserti. Mi raccomando, non sbagliare, altrimenti cosa sono venuta a fare? Francesca, anche tu so quanto lavoro, quanto impegno, ma soprattutto quanta determinazione, non solo in Roberto ma anche in Fulvio. Cioè lui sa questo enorme peso che ha, deve fare le cose perfette, non può sbagliare di niente e ci riesce, sapete, guardate che ci riesce veramente. Ma cosa vuoi dire? Avresti mai immaginato anche tu di conoscere un Fulvio, di conoscere un Roberto, di conoscere queste persone, questi uomini, queste donne che nonostante tutto cercano di rialzarsi e di rimettersi in gioco? Sai Mirella che cosa penso? Io penso che sia stato un dono del Signore questo. È un regalo per me più che il piccolo contributo che posso dare io. Conoscere Fulvio, conoscere tutti, come dico io, i suoi amici, che non sono più che clienti, sono amici, è un aiutarmi a crescere, a diventare più forte, è anche un obiettivo di vita. La determinazione, il coraggio, la perseveranza e anche il giusto peso e i giusti valori. Mi insegnano ogni giorno, ogni passo della mia vita, e quindi è una fortuna. E io credo moltissimo in Fulvio, proprio per questo collaboro, dedico tutto il mio tempo a lui, tutto quello che posso, perché penso che ci sia un disegno più grande in questo, oltre che donare la libertà alle persone che hanno avuto degli incidenti di percorso, come dico io, o un'occasione di una nuova vita, dargli delle potenzialità in più, dargli una prospettiva e darla anche alle persone che non hanno avuto questi incidenti di percorso con queste caratteristiche, perché tutti noi abbiamo degli alti e bassi. È il comprendere come ci si può rialzare che fa la differenza e ci fa essere uomini e donne
degni di tale nome. Ieri Fulvio mi diceva, perché ero là con loro ieri, è il cervello, tutto parte da là, Mirella. Loro devono capire che devono sudare, devono fare sacrifici, star male, lavorare tanto e si rialzeranno, sì. Devono soffrire. Roberto, queste sono le parole che Fulvio mi ha detto ieri. Devono soffrire, devono sudare. Un po' come dico io nel libro, che la sofferenza aiuta a vivere meglio, perché se sai cos'è la sofferenza riesci a apprezzare tante altre cose. Io dico sempre alle persone che mi guardano, perché io giro per Cagliari, sempre in pantaloncini, perché voglio che anche le persone mi guardino e prendano spunto per vivere anche meglio, bravissimo. Che sia un po' l'esempio, ma non perché lo voglio, perché lo sono di me, ma perché è pur vero che si può vivere con poco e che andiamo molto per scontato che tutto ci deve andare bene. Invece non è vero, non bisogna alzarsi la mattina e dare per scontato che è una bella giornata, che tutto va bene, che la famiglia sta sempre bene, altre cose. È vero, ci piacerebbe che le cose andassero sempre bene, ma purtroppo prima o poi, come dico nel libro, la sofferenza non dimentica nessuno e noi dobbiamo essere pronti a saperci rialzare da quella caduta, come è successo a me durante la notte. Una banale caduta a meno 50 gradi ha provocato questo. Una banale casualità ha voluto che tutti gli atleti si sono ritirati dalla gara e restassi da solo. E come da bambino non c'era nessuno che mi potesse dare una mano per rialzarmi, però sono riuscito con la mia forza a rialzarmi, a vagare per 15 ore in questa foresta e uscirne vincitore contro la morte, perché la morte l'ho vissuta mano per 15 ore. Ormai tutto si era concluso, la mia vita terrena se ne stava andando, ma poi c'è la parte finale, visto che lei ha parlato di religione, dove c'è un'invocazione fortissima che io faccio guardando il cielo, dico: Gesù, prendimi i piedi e le mani ma lasciami vivo. Strano questo mio chiamare una personalità così. Dopo mezz'ora circa dalla foresta esce questa motoslitta che si è incalanata nel fiume e da lì, guardate quante casualità ci sono state, e da lì Roberto si è salvato. Tu hai chiesto quasi una grazia e la grazia è arrivata tramite la motoslitta. È successo. È una casualità, destino. I religiosi dicono che è un miracolo, ognuno la interpreta a modo proprio. Morale della favola è che Roberto Zanda è qua a parlare con voi, avere il piacere di stare qui in Veneto, di stare a Treviso, conosce tantissime belle persone come Francesca, Fulvio e tante altre persone. Che cos'è questo se non è vita? Se non è una nuova vita, una nuova opportunità per conoscere tante persone, per vivere bene anche e nonostante, come dice il libro, oltre qualsiasi situazione, oltre la mia situazione. Che noi invitiamo tutti a comprare perché è un libro bellissimo. Allora è ritornato il nostro Leopoldo Bottero, questo punto lo ha dedicato a te, andiamo con il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. Ci sono persone che per un amore andato a male si tolgono la vita, altri lo fanno per un brutto voto, altri lo fanno per problemi economici, altri che più gli batti in testa più reagiscono. La voglia di vivere supera tutto. I grandi combattenti. Tutti dobbiamo prendere esempio da questi. La vita è bella, la vita è un combattimento perché risalva sempre delle cose belle ma anche delle cose meno belle. E quando arrivano si devono affrontare per ricavare dalla vita il meglio che si può. Io ho visto tutti gli esempi, oggi ne abbiamo visto uno in particolare, ma ce ne sono tanti altri anche vicino a noi. Viva i combattenti, impariamo da loro. Impariamo da loro, dice Leopoldo Bottero. Sì, io spero che questa sera tante persone che veramente sono depresse, pensano di non farcela, non ci rialzeremo più. Ecco, Fulvio e Roberto sono l'esempio che voi potete rialzarvi, basta volerlo. Guardate, una cosa importantissima, mi diceva proprio Fulvio di dirlo, dovete credere e vedrete che qualcuno avrà il coraggio di dire basta, fare quell'urlo che ha fatto Roberto, quell'urlo terribile quando ti sei alzato per la prima volta, però sei riuscito a rimetterti in piedi. Certo. Quanto male, però quanta gioia nel vedersi allo stesso momento, secondo me, sono due cose parallele, dolore enorme e gioia estrema. Beh, il dolore l'ho provato sulla pelle, molti mi dicono certo che avrei sofferto durante questa notte in mezzo alla disperazione, io non ho sofferto durante la notte, le sofferenze le ho avute a livello fisico con le 12 operazioni che ho avuto in questo mio passaggio negli ospedali,
però poi alla fine la gioia più bella era rivedere mia moglie che mi è stata vicino per, salutiamo, allora, per 5 vero, mesi, Roberto? Giovanna. Giovanna, ciao. Una grande donna sarda. E quella è la gioia più bella, nonostante lei prima di partire per il Canada per questa gara mi ha detto: se ritorni senza un dito ti mollo. Guardate quanto ho perso, e mia moglie è sempre lì. Per un dito ti mollava, pensa a te. Invece alle 5 di mattina, quando l'hanno chiamata, ha detto: guardi che suo marito rischia l'amputazione dei piedi. Lei la prima cosa che ha fatto, ha preparato il bagaglio, ha preparato una valigia, e tutti pensano: che cosa avrà messo in una valigia? Stai andando a meno 20, meno 30, piumoni, altre cose. Invece lei aveva riempito una valigia piena di calze. Pensate. Come a proteggere quei piedi che il marito stava per perdere. Le calze ha messo nella valigia, pensate. Una valigia piena di calze. E poi alla fine tutto si è concluso nel modo migliore, che, ripeto, io parlo sempre di vita sia nel libro che con la gente, che ne vale sempre la pena vivere. La vita è un dono talmente prezioso che non va sciupato in piccoli piagnistei, in piccole cose. Mi mancano questo, non ho 10 euro per comprarmi la macchina, non ho questo, del genere. Sono tutte fesserie, ci aggrappiamo troppo a queste cose che poi alla fin fine non ci danno neanche felicità. Io nel mio essere adesso una persona, io li chiamo diversamente massicci, non diversamente abili. Avete capito perché il massiccione? Nella mia diversità massiccia, alla fine io vivo tranquillamente, perché non ho bisogno di tante cose per vivere. Vivo più serenamente perché ho apprezzato anche quella virtù che è la pazienza, una cosa che io non conoscevo. E dunque vivo più serenamente, vivendo di poco, godendomi più quello che è il rumore del vento, la pioggia, tantissime cose, perché forse sono diventato un po' più sensibile, qualche cosa, diciamo che c'è un nuovo Roberto Zanda. Barbara, Stefani, mamma di Angela con sua figlia Gaia, dell'Anna, qui con noi questa sera, perché vedrete perché sono qui questa sera. Però prima di vedere il filmato, da una grande sofferenza di questa mamma che ha perduto la sua bambina a 10 anni, però come te ha lottato fino all'ultimo per tenerla in vita, nonostante tutti le dicessero, qualcuno forse anche in più di quello che si pensa, basta. Cosa vuoi dire, Roberto, dopo sentendo questa storia, dopo quello che hai provato tu, Barbara? Intanto io ammiro tantissimo la grande forza che ha appena citato, che viene sicuramente da qualcosa che noi non vediamo, no? Da qualcosa di grande. Certo. Ed è quella forza che ci unisce un po', in un certo senso, no? Molto. Quindi ognuno di noi ha perso qualcosa, purtroppo. Però perdendo questa cosa, quel chicco di grano, no? Che muore e porta frutto. È quel frutto che a noi praticamente ci è donato. Questa vita meravigliosa che va vissuta in ogni minimo momento, in ogni difficoltà, in ogni cosa. E tutto quello che ci accomuna, secondo me, è questo, è la forza e la voglia di vivere. Quella è importante, e che ripaga tutte le difficoltà e tutte le difficoltà della vita, insomma. Sono d'accordo. Gaia, allora, hai sentito, poi vedremo anche cosa è successo la scorsa settimana. Certo. Però anche tu cosa vuoi dire a Roberto, a questo grande uomo, perché anche tu hai sofferto tantissimo, piccola, con un peso enorme, questa sorellina che non sapevi mai se riuscivi a vederla ancora, però il sorriso suo ti è rimasto, sì. Però questa voglia di vivere, di andare avanti, nonostante tutto. Quando tu mi hai detto i miei genitori, io vedevo soffrire i miei genitori, però nello stesso tempo sapevo che dovevo essere anch'io forte, sì. E aiutare loro, perché loro se la stavano mettendo tutta. Ecco, sentendo queste due storie parallele, perché sono due storie parallele, due binari diversi ma due storie parallele, cosa vuoi dire a Roberto e a sua moglie Giovanna che ci sta guardando? Certo, allora intanto io dico subito, come ha detto mia mamma, che ammiro tantissimo veramente la forza e la determinazione che, se posso darti del tu, che ci stai mettendo nel realizzare comunque tutti i tuoi sogni e tutte le cose che appunto, tutti i tuoi obiettivi che vuoi raggiungere, e io ammiro tantissimo, perché per noi giovani vedere un esempio come te è importantissimo. Soprattutto perché ultimamente io vedo tanti giovani che appunto non hanno, si concentrano proprio su cose molto futili, molto stupide quasi, non ho appunto la macchina, papà non mi compra l'appartamento, non c'è proprio cose minime, e
per questo stanno male, stanno molto male, non si rendono conto della fortuna che hanno di avere magari 2 genitori sani, oppure presenti, una sorella, un fratello, la famiglia tutta intera insieme, unita. E davvero a volte ci si concentra proprio su cose, solo sulle cose che non si hanno e non si apprezza quello che si ha. E io veramente apprezzo tutto quello che fai e complimenti davvero, perché è un dono grande quello che stai dando a me e a tutti i giovani che comunque ti seguono e spero ti seguano, insomma, perché sei un grande esempio. Posso rubarti un secondo perché... Tutto per te, sia mamma che figlia. A me è successo in una presentazione di un libro in un centro commerciale, ne parlavo appunto con loro, mentre io parlavo della mia storia, poi finita la discussione la gente si avvicinava e si è avvicinata a me una coppia, mi hanno detto: guarda, io compro il libro, sento la tua storia, mi ha commosso molto, io voglio trovare in questo libro un qualche cosa che mi possa alleviare quella sofferenza che ho dentro. E gli ho detto: che cos'è che hai? Mi è morta mia figlia, aveva 22 anni di cancro, 2 anni fa. Cioè, allora ti guardi, ero spiazzato, nel senso, io dicevo: io sono un problema ortopedico, io in confronto al tuo dolore, come in confronto al dolore di perdere una bambina così piccola, ma anche un familiare, il dolore che hanno loro è talmente forte che non si può paragonare a quello che ho io. Io ho una forza mia, ma soprattutto io non ho niente in confronto veramente a quello che hanno passato loro, al dolore, alla forza che hanno loro. Sono molto anche più forti di me, perché hanno veramente un qualche cosa di eccezionale, e io vedendo loro vedo me stesso, perché abbiamo affrontato 2 cose, 2 dolori diversi, però che ci accomuna tantissimo. E io invece volevo complimentarmi con loro veramente per la carica, per il coraggio di venire anche in una trasmissione e parlare della loro storia, della loro bambina, perché ricordare poi una bambina così piccola, è come io quando racconto la mia storia, non è ripetitiva, uno rientra sempre e io riprovo sempre le emozioni della notte, molte volte mi trattengo, immagino anche loro, pensando alla bambina, il coraggio che hanno nel parlarne. Dunque veramente, io veramente nel cuore per quello che avete passato e soprattutto per il coraggio che avete, e il sorriso che avete per affrontare di nuovo. Allora Roberto, la prossima maratona che tu farai, io sono sicura, la dedicheremo a Angela. Assolutamente, questo veramente farò il possibile, sarà un traguardo per me riprenderla, ma soprattutto adesso ce la metterò ancora di più, speriamo in Fulvia, che non ci stecchi. E io la dedicherò veramente alla piccola Angela, come le dico io, la piccola massiccina. La piccola massiccina. E allora adesso noi andiamo a vedere l'assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo a Venezia e stiamo per incontrare una giovane donna che si rivolta a noi perché è in grave difficoltà. È una mamma con 2 bambini, un maschietto di 5 anni e una bambina di 5 mesi, però ha un problema enorme, ha un problema che è da sola, il suo compagno si è suicidato pochi giorni fa e lei ha bisogno di aiuto. Indipendentemente dalla sua storia, ci sono 2 bambini. Io ho preso contatto anche con l'assessore Venturini, sta cercando di capire come far per aiutarla, incontriamola. Io ho spiegato un pochino come sei presa, nel senso che hai bisogno di aiuto, hai 2 bambini, 5 anni e 5 mesi, il tuo compagno pochi giorni fa si è suicidato, tu hai chiesto aiuto, io ho chiamato l'assessore Venturini, il quale sta cercando di capire come fare per aiutarti, perché indipendentemente dalla tua storia che te la sei scelta, questi 2 bambini non si sono scelti niente. No. Cosa vuoi dire? Cosa è successo nella tua vita, Francesca? Diciamo che è un disastro perché sono da sola, con queste creature è molto difficile andare avanti. Purtroppo abito anche su 40 metri quadri con le creature, è difficilissimo gestire il tutto. Ho il bambino che ha crisi, mi tocca portarlo da un psicologo e stare insomma dietro a tutto è molto difficile.
e appunto vivo nella miseria perché non posso lavorare, non posso andare a lavorare avendo lei, e in più burocraticamente mi sono trovata ad avere tanti problemi, sono stata tanto bloccata, quindi non ho potuto chiedere proprio gli aiuti economici, mi ritrovo proprio in una situazione di disagio, di miseria. Non è che forse questi bambini, su questi bambini gravano i vostri problemi, cioè nel senso che tu hai detto questo piccolino, 5 anni, è già dal psicologo perché ha veramente problemi, non è che non è giusto, scusa se te lo dico, no, tranquilla, però mettere al mondo questi bambini con delle situazioni alle spalle che non sono molto chiare, molto... Spiega un pochino. Allora, eravamo tanto innamorati, era 10 anni che eravamo insieme, avevo la mia macchina, avevo il mio affitto, avevo il mio lavoro. È successo che quando sono rimasta incinta lui ha preso brutte strade e io mi sono ritrovata in mezzo anche se non c'entravo niente. E poi tra l'altro lo Stato italiano non mi ha aiutato perché il mio titolare non mi pagava, io avanzo 30.000 euro e devo vedere, ho dovuto mettere in mezzo l'avvocato e tutto quanto, quindi mi sono anche ritrovata in questa situazione. Involontariamente, esatto. Diciamo. Ma il problema di noi donne che purtroppo involontariamente però poi casca questa casa in testa e non sai più perché che noi pesci abbiamo più sentiamo più responsabili dei nostri bambini e così è. Noi siamo donne anche molto giovani. Sì. Allora stai piangendo perché guardando questa meravigliosa bambina che hai è una cosa splendida, è di una bellezza unica, 2 occhi azzurri splendidi, mandata da Dio. Tu hai detto, a un certo momento ho pensato anche che potevo abortire, sì. Però non me la sono sentita, cioè sono rimasta incinta e dentro di me sentivo che avrebbe portato tante cose belle e così è stato, siete qua e vi ringrazio tantissimo, forse se non ci fosse stata lei non saremmo qua a parlare, ecco, e vi ringrazio. Andiamo. È anche buono. Andiamo. Questo compagno non c'è? Tu ti ritrovi con questi 2 bimbi e purtroppo i problemi sono tanti, perché l'asilo, perché bollette, perché mangiare, perché vivere. Sì. Cos'è che chiedi tu principalmente? Una casa dove poter crescere i miei figli più serenamente, perché un affitto da 500 non riuscirei mai, anche lavorando 8 ore non riuscirei a pagarmelo. Perché tu mi hai detto che avessi trovato anche un lavoretto. Sì, qua alla Giudecca ci sono tante case dove c'è tanto turismo, insomma ci sono tante case da poter. Il problema tuo è la casa. Sì. Quello che io appunto ho detto all'assessore Venturini, ecco, di cercare di darti questa possibilità di avere una casa. Un'altra cosa che si deve sapere è che tu hai vinto questa causa col tuo datore di lavoro. Sono passati quanti anni? Ero incinta, quindi 4 anni e mezzo, 5. Quasi 5 anni e non hai visto un becco di un centesimo, perché tu hai detto che lui ha intestato tutto a altri e lui risulta nullatenente, però tu hai vinto una causa. Ho vinto una causa di una bella somma anche, di 30.000 euro. Pensate. Sì, e io devo vedere ancora un centesimo perché questo ha intestato tutto a terzi, questo ha ancora negozi intestati a terzi e ha dichiarato di non essere nullatenente. Questa è la mia situazione. Perché ti sei rivolta a noi? Perché? Perché, tra virgolette, è l'ultima spiaggia, mi sono rivolta agli assistenti sociali, alle politiche della residenza, ma le risposte sono sempre quelle. Non ci sono case, non hai l'ISEE, devi fare questo, devi fare quello, e io mi sono sempre ritrovata con dei muri più grandi di me. Ecco. Allora, io spero tanto, perché la tua storia te la sei creata, come ho detto prima, ma questi bimbi non se la sono create, vanno assolutamente aiutati. Tu devi stare assolutamente con i tuoi bambini, perché io vedo sei anche una buona mamma, una brava mamma. Sì, questa bimba è tranquillissima, ecco, vuol dire che sente, perché i bambini sono delle spugne che assorbono tantissimo, perciò allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta.
non piangere, perché è un aiuto che ti diamo volentieri, questo aiuto a te fa molto comodo, molto importante. Non piangere, tesoro. Grazie, ringrazio tutti veramente, ne ho davvero bisogno. Lo so che ne hai tanto bisogno. Per i bambini, non per me. Questo assegno sarà monitorato dall'assessore, ecco, in maniera che così sappiamo bene anche di cosa hai bisogno, poi noi ci saremo, perché noi portiamo avanti i percorsi, sono percorsi anche difficili, ma insieme ce la faremo, vedrai, perché questi bambini hanno diritto, ma soprattutto tanto diritto di amore. E l'amore viene anche se c'è serenità. Certo. E devono avere la loro mamma vicina. Stabilità anche, stabilità. Ascolta, ma nella tua vita, adesso se dovessi rifare qualche passo indietro, cos'è che non rifaresti? Rifarei tutto. I miei bambini sono tutto, sono la mia gioia e la mia speranza per un futuro migliore, ecco. Mi hanno migliorato, mi sono migliorata anche grazie. Sei cresciuta? Sono cresciuta tanto, sì. E capisci l'importanza di essere mamma? Sì. Anche perché adesso devi essere mamma e anche papà. Sì. Doppio ruolo importante. Sì, lo so. E il tuo bimbo questo di 5 anni lo sta già capendo. Sì, ecco. lo so. Perciò io vi dico grazie a voi, riusciamo anche questa settimana a aiutare questa mamma, ma soprattutto questi 2 bambini, perché i bambini devono essere aiutati indipendentemente dalle storie dei loro genitori. Sono bambini che non hanno nessuna colpa, sono venuti al mondo e noi ci saremo. Ciao grande famiglia, grazie. Sì. Più di qualcuno si sta commuovendo, anche a casa si sono commossi, anche qui in studio, sono storie drammatiche, storie vere che noi, grazie a voi, a questa grande famiglia, che siamo riusciti veramente a unire e a dare conforto e aiutare economicamente, perché tutti parlano, ma se non hai 2 soldi dove vai? Cosa fai? Noi non avremo la bacchetta magica, però facciamo respirare tante persone e grazie a voi questo. Roberto, ti vedevo emozionato, però anche che riuscivi a capire il momento che io stavo vivendo con questi bambini, perché sì la mamma, ma io dovevo aiutare questi bambini. Cosa vuoi dire? Questo filmato, cosa ti ha fatto capire? Mi ha fatto capire, mi ha fatto ritornare indietro negli anni, perché anch'io, avendo una famiglia di 9 figli disagiata, so cosa vuol dire la povertà, la mancanza di soldi, la mancanza di affetto, la mancanza di un padre che io non l'ho avuto, non l'ho mai avuto, era presente ma non era presente, dunque rivivo un po' anch'io quei momenti e quello che avete fatto è una cosa grandiosa, perché c'è tantissima gente che ha bisogno di aiuto e pochissima gente che aiuta, e quello che fate voi è veramente una cosa stupenda e commovente, perché aiutate delle persone che sono in difficoltà, e anche se piccolo è un grande aiuto che voi state dando, veramente vi do atto. Io come sardo mi devo inchinare a voi veneti veramente per questa bellissima trasmissione, ma soprattutto per quei messaggi che state lanciando in giro verso le persone, e soprattutto per l'aiuto che date alle persone che sono in difficoltà, sia morale che anche danno anche un contributo, che purtroppo le bollette vanno pagate e i bambini devono mangiare. I bambini, come dicevi te, non hanno nessuna colpa, sono nati e sono le prime persone che vanno protette. Grazie Roberto. Francesca, cosa vuoi dire? È bellissima secondo me questa iniziativa, perché permette alle persone di vivere con dignità e di accudire i propri figli e di avere un ruolo nella vita, riacquisire un ruolo nella vita che, sì è vero, ci si mette nelle situazioni, però alle volte accadono delle coincidenze, ci sono meccanismi che sono anche più grandi di noi, che ci fanno prendere alcune strade. Voi gli date un'altra possibilità, e la possibilità di poter proteggere i propri figli e di dare un futuro ai propri figli è un dono incredibile, secondo me, e vi ringraziamo moltissimo anche a livello personale per quello che state facendo, perché molte persone parlano e voi state invece facendo concretamente qualcosa, e anche ogni singola goccia crea il mare. Allora questa sera non ci facciamo mancare niente, la musica di Angela. All'ingresso della nuova sede La Musica di Angela, e che ci apre
Salve, sono Barbara, sono la mamma di Angela. Eccola qua, avete visto che abbiamo trovato permesso? Questo pomeriggio inauguriamo la nostra sede, la sede appunto della nostra associazione che si chiama La Musica di Angela. Angela era la nostra bimba, qua abbiamo un ingrandimento dei nostri occhioni, il nostro sorrisone che purtroppo ci ha lasciato nel 2013 e grazie a lei, diciamo, purtroppo alla sua grande sofferenza e quella che purtroppo c'è stata per tutta la famiglia per 10 anni, abbiamo fondato un'associazione che si chiama proprio al nome suo, La Musica di Angela. Perché la musica? Perché vogliamo sostenere tutti i bambini sofferenti in ospedale con la musicoterapia. Quindi noi tiriamo su fondi, quindi per far sì che prendere appunto dei professionisti, i musicoterapisti appunto professionisti che fanno appunto la musicoterapia in ospedale. In questo momento abbiamo un progetto in ospedale, in pediatria. Era esattamente nel reparto emato-oncologico della pediatria. Un altro sta aprendo anche in geriatria e abbiamo vari ambiti nel territorio, insomma, dei nostri progetti. Abbiamo 7 in tutto, insomma. Allora Barbara, qui si vede finalmente questo nuovo edificio, questa nuova sede, ma quanta fatica, anni e anni di lotte per vincere una guerra, che è una guerra importante, che è quella di aiutare anche con la musicoterapia. Perché questa mancanza di sensibilità da parte di qualcuno, diciamo così, senza far nomi, senza far polemiche, però avete trovato molta insensibilità. Sì, diciamo che pensavamo fosse più facile e invece purtroppo nel nostro percorso, nel nostro cammino abbiamo trovato comunque delle difficoltà e anche solo entrare purtroppo in ospedale non è stato facile. Con la vecchia, diciamo, gestione, chiamiamola così, non è proprio tecnica la cosa, però in effetti ci sono state tante difficoltà. E invece con l'arrivo del grandissimo dottor Benazzi, Francesco Benazzi ci ha proprio aperto le porte, ci ha dato la possibilità di entrare, di fare poi tra l'altro del bene, perché noi non vogliamo niente in cambio, vogliamo solo poter fare del bene ai bambini in questo caso, e siamo entrati piano piano in punta di piedi senza voler disturbare nessuno, però con la voglia di avere un fine grande, che è quello appunto di poter fare del bene. Non solo i bambini, perché io so che altre porte si stanno aprendo. Sì, la parte dei vecchietti della geriatria. I nostri nonni. Sì, perché come si è piccoli si ritorna poi piccoli alla fine, no? E quindi anche i vecchietti hanno bisogno di sostegno, anche loro. E anche meno sofferenza. Certo, quella sicuramente. Ci fai da guida allora, Cicerone, in questa sede? Va bene, prego. Bene, qui abbiamo la sala praticamente di riunioni. È la sala dove praticamente noi vivremo più di tutto, dove abbiamo praticamente una tavola dove tutti quanti i nostri soci, soprattutto il consiglio, che siamo di 5 persone, e tutte le altre persone poi alla fine che ci danno una mano, facciamo le riunioni per i vari eventi che facciamo durante l'anno. Poi abbiamo una piccola esposizione per oggi intanto dei nostri gadget, perché noi logicamente tirando su fondi e lo facciamo esclusivamente vendendo gadget, oltre che logicamente con la tessera chi vuole essere socio, oppure facendo anche una donazione semplicemente entrando dentro il nostro sito, e anche il 5 per 1000, che è un altro modo per poterci sostenere. Ecco, questa diciamo che è la sala quella più importante insomma di tutto. Qui Barbara vedo un grande cuore, un cuore bellissimo che penso sia proprio il cuore di Angela, che da lassù vi ha aiutato ad andare avanti in questo progetto bellissimo. Certo, infatti l'ho voluto io, questo cuoricino con i fiorellini. Proprio per dire, oltre alla gigantografia che c'è di là, ho detto è bello anche mettere un segno tangibile, forte della nostra Angela, perché comunque lei, anche se fisicamente non c'è, però spiritualmente c'è sempre, perché ci accompagna in tutte le nostre difficoltà, in tutte le nostre occasioni, in tutti i nostri eventi, in tutte le nostre situazioni, anche quelle più difficili a volte.
e ci sostiene sempre, ed è la nostra guida. Allora io penso, Barbara, che queste roselline bianche che formano questo cuore sia il cuore di Angela, però all'interno di questo cuore c'è il tuo cuore, che è quello rosso, che ancora sanguina, perché il dolore di una mamma non passa mai, ed è un segnale molto bello che tu hai voluto dare a questa sede con questo cuore bellissimo. Sono due cuori che non si lasceranno mai. Certo, infatti è proprio così, hai letto proprio giusto, perché anche se logicamente c'è sempre la forza dentro di me che mi dice di andare avanti, sempre e comunque, c'è proprio il fatto che comunque il dolore è una cosa che non si può dimenticare, anzi è una cosa che rimane, forse anche questo dolore ci aiuta anche ad andare avanti. Grazie Barbara. Adesso siamo con Gaia. Chi è Gaia? Io sono la sorella di Angela e niente, oggi sono molto contenta di questa giornata, soprattutto perché si sta realizzando un sogno dei miei genitori, anche mio, giustamente, e sono molto emozionata, sì, di questo, e sono tanto fiera dei miei genitori per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto e per voler appunto aiutare tante persone. Penso sia un esempio molto grande, soprattutto per me che sto crescendo, e avendo un esempio così in casa è davvero una cosa importante. Il ricordo più bello che hai della tua sorellina Angela qual è? Allora, ce ne sono tantissimi, però penso che quello più bello è quando io e lei sorridevamo insieme, ridevamo insieme, io le facevo gli scherzi e lei rideva. Era una cosa bellissima che condividevamo io e lei, e quindi sì, è una delle cose. Vedere anche la sofferenza dei tuoi genitori, una sofferenza enorme, quanto ti ha fatto crescere e capire l'importanza di avere una famiglia solida, unita alle spalle? Allora, secondo me adesso non ci si può rendere conto di cosa significa avere una sofferenza in casa, di cosa vuol dire proprio vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. È una cosa che ormai non si può capire, soprattutto perché a volte sembra tutto così normale, avere il fratello che gira per casa o la mamma che appunto ti è vicino, eccetera. Per me non era così, perché molto spesso sì, bisognava correre avanti e indietro per gli ospedali, e quindi non era una cosa molto felice purtroppo, però io con questa cosa sono cresciuta e mi ha fatto maturare, mi ha fatto pensare a tante cose e appunto a valorizzare quello che tante persone non hanno potuto capire. Insomma, secondo me è molto importante invece stare insieme. La sofferenza secondo te unisce? Sì, moltissimo. Roberto, fra poco ci lascerai perché non ci sono orari, tu devi raggiungere l'obiettivo, perciò Fulvio sta là, ti sta aspettando, fra poco tu arriverai. Cosa vuoi dire e come hai vissuto questa prima parte di questa trasmissione? E noi ti diciamo proprio grazie di essere venuto. Beh, intanto il grazie da parte mia a voi, l'ho vissuta un po' in famiglia, cosa che una famiglia che non ho avuto, e qui mi ritrovo un po' in famiglia, un po' come nel deserto. Nella solitudine dei deserti trovo la famiglia, qui stasera mi sono sentito un po' in casa. Grazie. E questo mi ha fatto sentire bene, grazie a voi veramente l'opportunità di stare in mezzo a voi, di conoscere bellissime persone come loro, come Francesca e come te soprattutto. Grazie. Una persona molto sensibile, molto altruista. Grazie mille veramente, non aggiungo altro. Grazie Roberto, grazie ancora, e veramente rivediamo il tuo libro, Roberto Zanda, che vi invito veramente a prendere, una storia bellissima, La vita oltre. Dopo di questo noi passiamo alla cantante, perché dobbiamo chiudere la prima parte, il tempo è volato. Siamo con Nicole Passa 15. E cosa ci canti, Nicole? I Will Always Love You di Whitney Houston. E andiamo con Nicole e chiudiamo la prima parte. If I should stay, I would only
keeping your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, always love you, my darling, you. Sweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, don't cry. We both know I'm not what you need. Life treats you kind, and I hope you have what you've dreamed of, and the wish to you die in happiness. But of the old days, I wish you love. And I will always love you. 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 Bravissima, tra pochissimo non cambiate canale, ciao, la musica di Angela.